È Giulia Petri che conduce 1:04:35, il passaggio junior più veloce fino a questo momento per l'atleta targata Nuotatori Trentini, che ai campionati italiani giovanili di Riccione nella primavera scorsa era arrivata alla medaglia di bronzo nella prova però dei 100 farfalla. Carraro intanto per pochissimo si porta in testa, 1:39:61, con la Petri lì vicina in 1:39:76. Per la terza serie sono alla partenza Caterina Bergamo, Piave Nuoto in corsia 1, Samuela Daros, Nottoli Nuoto in 2, in 3 Beatrice D'Acquisto, Unione Sportiva Idros, in 4 Francesca Paradisi, Milano Nuoto, in 5 Benedetta Rossi, Riviera Nuoto, in 6 Benedetta Zanetti, Team Euganeo. Testa a testa fino alla fine, la vittoria della batteria va a Elena Vittoria Carraro, 2:14:58. Davanti a Giulia Petri, 2:14:76, e poi la Mottin chiude terza, 2:17:16.